Amici bellini, buongiorno, buongiorno. Dobbiamo fare un po' l'analisi di questa partita perché ieri è stata una giornata lunga, ne abbiamo parlato a lungo, si comincia dalla mattina di New York, abbiamo fatto poi la reaction, abbiamo fatto la live, poi sono andato live a casa dello zoccolo duro del youtuber milanista, ma noi il giorno prima, 2 giorni fa, avevamo fatto la simulazione della partita con la Sampdoria e avevo indovinato un paio di cose. Vi consiglio di vederla, poi dopo si passa subito all'analisi e alle pagelle. Buon divertimento. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Sono tentato di non mettere i nuovi acquisti e vediamo se sono in forma. Yusai. No, perché Yusai non è disponibile. Allora Rui lo faccio addirittura giocare. Lo faccio addirittura giocare, ragazzi. Rischio tutto. Ho paurissima, la tensione è altissima. Sono Escobar, lo so. Ma perché dovevo far respirare la pelle? A me piace un pochino di barba di 2 o 3 giorni. Dai! Che succede? Ragazzi, questo sarà quello che succederà domani, quindi è importantissimo. Se non la sblocchiamo, cambio formazione. Perché è andata bene all'inizio, li abbiamo sorpresi, adesso ci hanno il dischetto del rigore. Sì! Audero espulso. Sì, grande Insigne che ha imparato a tirare i rigori. Bene così. Li possiamo sorprendere con molti movimenti senza palla, ragazzi. Con molti movimenti senza palla. Vediamo se funziona o se sono un pazzo, perché il gioco può pure pensare, ma tu sei scemo, tutti questi movimenti. Vediamo se sono un pazzo. Vediamo se sono un pazzo. Politano è, ma comunque la Sampdoria è molto fallosa. Sta effettuando un campo. Jankto ci segna sempre, maledizione. Jankto ci segna sempre, maledizione. Gabbiadini avanza, bisogna cambiare qualcosa. Politano, Insigne, pallonetto, dai, faccio la punizione. È il momento di far respirare la squadra. Zielinski al posto di Elmas e sorprendiamoli così. Sorprendiamoli. Dai che tra un po' io faccio entrare anche Lozano. Gol del Napoli, sì, questo è gol di Koulibaly, è il suo primo gol stagionale, questa l'ha vinta Gattuso, con i cambi è stato imprevedibile, la Sampdoria non ci ha capito niente. Ma quello che non potrà mai succedere è che ci diano il rigore e che l'espulsione di Audero, perché a noi non ce li danno i rigori. Non c'è niente da fare. È il momento di far entrare Petagna per far respirare un po' la squadra al posto di Mertens e magari anche Lozano per qualche finale, per qualche scatto finale per il contropiede, perché magari si scoprono che devono segnare 2 gol, ma è troppo tardi, amico mio. È troppo tardi. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Sì, fischio finale. E insomma, come avete visto da questa cosa, la simulazione è andata non uguale perché non ha segnato Insigne, non ci hanno dato il rigore, non ho messo per tempo Lozano, però avevo intuito che Jankto era un pericolo e avevo intuito che bisognava cambiare qualcosa perché la Sampdoria ci aveva studiati bene. Allora cosa succede? Succede che il Napoli, che per quanto mi riguarda nel primo tempo il 4-3-3 ibrido era più 4-3-3 che non 4-2-3-1. Questa, come si dice, questo dubbio, no? Ci rimarrà per tutta la stagione perché finché abbiamo noi la palla è complicato da dire perché dipende dai movimenti, dipende da dove si trova il pallone, dipende da come ti stanno pressando. E allora Zielinski si deve trovare la sua posizione e Dem e Fabian si devono muovere di conseguenza, no? Fare i vari scivolamenti. E quindi Zielinski sì, può fare il sottopunta, però deve fare anche la mezzala. Il problema è quando la palla ce l'hanno loro, è lì che vedete come è schierato il Napoli. Perché vi ricordo, e poi lo vedrete anche nelle pagelle dove le facciamo interattive questa volta, perché dobbiamo far vedere la differenza tra la prima fase della partita e la seconda. In fase di non possesso il Napoli è schierato con il 4-3-3, il famoso 4-1-4-1, perché? Perché dovete capire il movimento che fa Mertens alla ricerca
della palla, insomma il primo pressing per chiudere le linee di passaggio, viene accompagnato dalle due mezze ali. Una volta Fabian deve salire e una volta Zielinski deve salire. Perché? Perché come sappiamo oramai bene, voi che seguite gli amici bellini, a proposito siete iscritti al canale, perché qua si fa approfondimento, iscrivetevi al canale Telegram, lasciate il like, tutte le cose belline che aiutano a supportare. Insigne e Lozano, non Lozano, all'epoca del primo tempo Politano, più giù ad aiutare Demme, ad aiutare le fasce all'altezza di Demme, quindi sono le mezze ali che accompagnano di più Mertens. Detto questo, è nel secondo tempo che noi la indoviniamo. Perché? Perché il cambio, Fabian purtroppo ragazzi, noi ce lo porteremo avanti finché non lo vendiamo. Farà una partita buona e diremo ma è stato merito di qualcun altro, e purtroppo io non me la prendo nemmeno più di tanto, che oramai abbiamo capito, cioè questo è Fabian e non dipende dai moduli, non dipende da niente, è una lentezza esasperante, un tocco in più, ieri nemmeno più di tanto, ma era lui quello sacrificabile quando Gattuso capisce al 45esimo subito che bisognava svoltare la partita. E come la svolti la partita quando è tutto intruppato al centro? Le due linee da 4 della Sampdoria, la sblocchi allargandola. Devi allargare sulle fasce, e chi meglio di Lozano? Chi meglio di Lozano? Ma quando ti allarghi sulle fasce con Lozano esterno destro, hai la possibilità del cross, e se hai la possibilità del cross e davanti c'è comunque Mertens, non andiamo bene. Quindi bene anche Petagna. Quindi entra Lozano ed entra Petagna per Fabian, di conseguenza Zielinski viene più giù ad aiutare Demme e diventa un 4-2-3-1 a tutti gli effetti, perché quando Zielinski è centrocampista è Mertens il sottopunta e Mertens la mezzala non la fa. Viene ad aiutare, sì, e ha aiutato molto anche la fase difensiva Mertens al pari di Insigne, quindi molto bene. Ma bisogna dire la verità, l'impatto che ha avuto Lozano sulla partita è stato devastante, continua a scappare da dietro, continua a prendere calci in una continuazione, meriterebbe più cartellini, cioè le squadre avversarie meriterebbero più cartellini per come maltrattano Lozano, ma va bene anche così, ti scappa, ti punta, è imprevedibile, cross e anche l'istinto del gol nell'andare a chiudere l'azione su cross di Mertens. Era di Mertens? Sì, credo di sì. Diamo l'assist a Mertens. Lozano salta tra difensori più alti di lui, ma salta bene e il Napoli la pareggia. Dopodiché il secondo gol è una sua invenzione, anche sempre sulla fascia. La mette bene proprio sulla testa di Petagna, che non deve fare niente. Lui si deve stare fermo così, non deve nemmeno saltare. La deve indirizzare verso la porta e il Napoli la ribalta. Petagna, un altro gol pesantissimo da 3 punti. Quindi lamentiamoci quanto volete voi. Io vi aggiungo, io sono stato molto più insoddisfatto del primo tempo della Sampdoria e del Napoli che non della partita con la Real Sociedad, perché quella era la partita che doveva fare in Europa il Napoli, di difesa, di sacrificio, non potevamo fare meglio di così. Con la Sampdoria potevi fare meglio di così, ma decisamente. Perché regalare un primo tempo alla Sampdoria? Perché regalare quel gol? Qualcuno ha dato delle responsabilità a Meret? Sì, ci sta, poteva uscire più velocemente quando Jankto sbaglia fondamentalmente il primo controllo, se l'allunga molto, lì Meret avrebbe potuto scattare prima, ma abbiamo capito che l'alternanza Meret la soffre un po' più di Ospina, specialmente quest'anno, e quindi perdi un pochino le distanze. Ci sta, Meret alla fine una parata bassa la fa, era il tiro di Candreva, e un altro paio di interventi bassi, mi pare un intervento anche di piede. Meret c'era, non mi sento di dare la croce troppo addosso a lui, più bisogna capire come arriva il gol e magari facciamo un approfondimento sotto questo punto di vista. Ma direi passiamo senza indugio alle pagelle. E per le pagelle ci facciamo aiutare dalle grafiche, perché ci divertiamo di più, ci divertiamo molto di più. Fammi. Ecco, molto meglio. Allora ragazzi, come detto, il buon Meret gli diamo il 6, perché il gol sì, poteva fare qualcosa di più, ma un paio di parate le ha fatte. Considerando anche la discontinuità nell'utilizzo, ci sta il 6 per me, non voglio esagerare. Do il 6 anche a Di Lorenzo perché credetemi,
Credetemi quando dico andate a rivedervi la reazione, e se potete rivedere la partita, riguardate la partita, ma nella reazione si capisce che un primo tempo non eccezionale, bisogna capire se è colpa sua sul gol che poi fa Yankto, credo ci sia un macello a centrocampo, ricordo un intervento di Demme ciccato, non so se era un passaggio sbagliato, anzi faccio approfondimento immediato e ve lo dico perché voi meritate questa cosa qua. Bah, dopo un'attenta revisione c'è un lancio dalla difesa della Sampdoria, Koulibaly la ribatte di testa, la seconda palla non la prendiamo, quindi siamo messi maluccio a centrocampo, direi Zielinski lì è responsabile di prendere quella seconda palla, Demme prova il tentativo alla disperata ma la danno subito sulla corsa di Yankto e lì c'è Di Lorenzo che insegue, deve accorciare ma stava anche coprendo perché c'era Ghoulam molto più avanti, quindi tutta la difesa, tutta la squadra è posizionata male in quel momento. Meret poteva fare qualcosa in più ma non do grandi colpe a Di Lorenzo per quanto riguarda il gol. Bene Manolas, mi è piaciuto, mi sta piacendo, anche un'uscita imperiosa palla al piede dove ha superato un avversario e ha creato la superiorità numerica, bene. Do un 6,5 a Koulibaly per differenziarlo anche con Manolas, alla fine quando Quagliarella non prende palla la difesa si è comportata bene, Koulibaly fa un paio di cosucce così e così, però le recupera anche, quindi 6,5, Ghoulam si prende 5, oggi maluccio specialmente i cross sbagliati, poca spinta, no, non ci siamo, come non ci siamo per Fabian, ancora una volta una prestazione deludente, do 5,5, non mi voglio accanire. Abbiamo capito che questo è al momento, se si potesse sostituire sostituiamolo, ma questo è al momento. Se Fabian non si sveglia, Lobotka meglio di Fabian, ho detto tutto nelle gerarchie. Demme 6, senso della posizione, aiuto, dinamismo sì, niente di eccezionale, specialmente se guardiamo al primo tempo. Zielinski 6, un paio anche di tentativi di tiro, non a livello delle ultime prestazioni, ma Zielinski comunque si prende il 6. Insigne 6,5 specialmente per i recuperi difensivi, però anche per un tiro che il portiere farà bene, uno scambio, un 1-2 e alcuni altri tentativi, bene. Politano 5,5 non mi è sembrato troppo in palla, specialmente nel primo tempo, ma poi viene sostituito subito. Mertens invece 6,5 perché arriva l'assist e arriva tanto aiuto alla squadra stavolta, era proprio mentalizzatissimo Mertens. Nel secondo tempo che cosa succede, ragazzi? Nel secondo tempo succede che Fabian se ne va, non voglio essere volgare, ma Fabian si mette qua perché si mette Petagna là, Lozano resta qui, Demme e Zielinski se la giocano così ed Insigne sta qua. Di conseguenza Mertens è libero di spaziare e anche di aiutare, come vi ho detto, ma è Lozano che si prende 9 perché Lozano segna andando a chiudere qui col colpo di testa, scappa sul fallo laterale, arriva fino in fondo per il gol di Petagna che si prende 7 perché altro gol decisivo da 3 punti dopo quello con il Benevento, si prende 7, non voglio sapere niente, non date il voto al giocatore, date il voto alla prestazione, si prende 7 e quindi Lozano si prende 9 e Lozano anche il tiro che finisce sul palo secco a portiere battuto, quindi tantissima roba. Dopodiché entrerà anche Bakayoko, entrerà Bobotta non mi è dispiaciuto troppo per quei pochi minuti, ma tant'è ragazzi, noi adesso dobbiamo essere attentissimi perché abbiamo fatto il nostro dovere, la classifica è corta, ma adesso c'è un altro scontro diretto e qua ci arrivano le dolenti note. Sarà l'Inter in grado di romperci i cosiddetti oppure siamo in grado noi di fare una grande partita e portarci a 4 vittorie consecutive? Perché io ho paura tanto della statistica, anche della probabilità, hai capito? 4-0 con la Roma, 4-0 con Crotone, 2-1 con la Sampdoria, con l'Inter, speriamo bene. Da New York Valerio Fluido è tutto e domani si va live con Neschio e Asso che mi hanno garantito la loro presenza e quindi vi voglio carichi, belli pieni di like sotto alle mani perché i ragazzi meritano e già sapete, faremo il pre-partita, faremo grande approfondimento perché su questo canale già sai. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi e se arriviamo a 5.000 iscritti
io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.